Mentre la notte scende lentamente sui colli di Siena, lasciate che vi prenda per mano tutti, grandi e piccoli, e che vi conduca con me nella mia casa, nella casa della carità. Sarà un viaggio diverso da quelli che siete soliti fare, un viaggio in un mondo dai più sconosciuto, dai molti volutamente ignorato, ma ricco di una vita intensa, fecondata dalla pietà e dall'amore. Ecco, siamo arrivati. Entrate con me. Sono riuniti tutti qui gli abitanti della mia casa. Stanno pregando. Ci sono bimbi di tutte le età, e giovanette e donne. Tutti esseri umani che, innocenti o colpevoli, la vita ha duramente colpito. Ad essi, alla loro educazione, alla loro redenzione, altri esseri umani dedicano la loro vita. Quanti drammi, quante lacrime dietro questi volti in preghiera. Ecco, questa è Maria. Aveva tentato di uccidersi un giorno. E questa è Lauretta, che non riesce ancora a dimenticare, e forse non riuscirà mai, il giorno che le portarono via la mamma. Mamma! Mamma! Adesso, abbracciata stretta stretta alla sua bambola, ha trovato nel sonno la pace. Su lei veglia e per lei soffre la sua nuova mamma. Cara signora, ho ricevuto la sua lettera. Lei mi dice di venire anch'io, Santa Regina. Io la ringrazio, ma non posso. Come potrei venire con voi, rinunziare alla mia vita? Ormai sono una donna perduta. È male, lo so, ma non ci posso far niente. C'è la mia bambina, è vero, ma forse mi avrà già dimenticato. Mamma! Non ci vuol niente a dimenticarsi di una mamma come me. Anch'io cerco di dimenticarla. Grazie e non insista più, sarebbe inutile. Una nuova giornata comincia e ognuno corre al suo posto di lavoro a seconda dell'età e del mestiere che ha scelto. Alcune ragazze sono partite all'alba per recarsi in città, nei negozi e nelle fabbriche dove sono impiegate. Altre si occupano dell'orto e dell'allevamento del bestiame. Mentre nei campi, presso una vicina fattoria, anche le giovani mamme sono intente ai lavori più pesanti. Ecco, basta una pioggia perché la corsa delle bimbe, tante volte fatta sotto il sole, tra grida e risate per recarsi in dormitorio, provochi una improvvisa svolta al destino della piccola Lauretta.
È salva. È salva. Dio sia lodato. Ora puoi andare via tranquilla, ma cerca di capire il significato di tutto questo. È un avvertimento importante. Potrai venire a vederla quando vorrai. Ora va, va. No. Resto qui. Ora anche la mamma di Lauretta è con noi, un'altra creatura salvata per sempre dal male. Maria invece ci lascia. Educata e preparata al lavoro, lascia la nostra famiglia per crearne una tutta sua, basata sulle stesse leggi di onestà, di lavoro e di amore. Ora, amici, anche voi conoscete la mia casa e l'opera che vi si compie. Io sono povera, ve l'ho detto. La carità nulla possiede. Quello che le danno, essa dà. E il mio compito è difficile. Aiutatemi a rendere sempre più grande la mia casa e ad accogliervi tutti coloro che chiedono di esservi ospitati. Aiutatemi a diminuire il dolore del mondo. Fate che il cancello della mia casa non debba mai chiudersi di fronte a nessuno.